uno dei sonetti chiave della cosmogonia belliana, che si intitola, un celeberrimo, La creazione d'Ermonno, risalente al 1831, ha osservato come in esso l'opera della creazione si configuri nella forma di una composizione estemporanea, nella quale il creatore mette la stessa fantasia oziosa e senza confini di un bambino che scarabocchi su un album. La creazione d'Ermonno. L'anno che Gesù Cristo impastò Ermonno, che per pastarlo già c'era la pasta, verde lo volse fa, grosso e ritorno, all'uso d'un cocommero de tasta. Fece un sole, una luna e un mappamondo, ma delle stelle poi, di una catasta, su uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo. Piantò le piante e dopo disse: ah, basta. Mi scordavo di dire che creò l'uomo e con l'uomo la donna, Adamo e Eva, e gli proibì di non toccare un pomo, ma appena che a mangiare le bevituti strillò per Dio con quanta voce aveva: uomini da venì, siete fottuti.